Sono qui perché credo nel bene comune, qualcuno mi diceva pro domo suo, pro domo nostra, e questa cosa mi ha sempre rimbalzato in testa, qualcuno che dice queste belle cose, non pensavo che ci fossero queste persone. Allora, il bene comune, sono un cattolico, sono vegetariano, sono scout, ho maturato tante di quelle iniziative sulla legalità, la giustizia e la pace. E siamo qui perché ho 30 persone che condividono con me la giustizia e la pace, dal ragazzo Natale Adì, dalla ragazza, l'ultima nostra candidata che so anagraficamente, si chiama quella molto carina. Ecco, dal ragazzo Natale fino a quando andiamo alla Costituzione, che siamo tutti uguali, che dobbiamo far tagliare, veramente questa voce non ce l'hanno. Questo è un disabile, questo è un anziano, questo è capita al quartiere San Cosimo, perché purtroppo la democrazia e la Costituzione ci invita a questo impegno. Qualcun altro ha avuto tanto potere, tante belle cose, tante belle lauree, molti sono laureati. Ma io dico, cosa hanno studiato a fare se non si impegnano per tutti? Molta gente, e anche grazie all'intervento della nostra indicata assessore di sera, ha detto le terme sono nostre, non dobbiamo accendere nessun cero. Bocca taci, bocca taci.